Grazie Presidente, buon lavoro al Presidente Zaia e a tutta la Giunta. Io sono convinta che oggi deve essere il giorno del dialogo, del confronto, della collaborazione per il Veneto e per i veneti. Ma se vogliamo partire con questi presupposti dobbiamo, almeno dentro questo Consiglio, cominciare a dirci delle parole di verità. E guardate, il documento che ci avete consegnato, il programma di governo, non dice le parole di verità ai veneti e a questo Consiglio. Perché la narrazione che fate di questa regione in salute, rampante, che corre come un treno, è una narrazione che non corrisponde alla realtà che è sotto gli occhi dei consiglieri e dei cittadini che incontriamo quotidianamente. Guardi Presidente, non lo dico io, lo diceva Banca d'Italia nel 2019 quando diagnosticava una riduzione congiunturale per la dinamica imprenditoriale del Veneto, e lo dice lo stesso bollettino dell'Ufficio della Statistica della Regione del Veneto, che parla di un rallentamento ciclico, un indebolimento della fase espansiva nel periodo precedente il Covid per questa regione. E allora capirete che è difficile per noi aprire una fase di confronto in assenza di un impegno autentico di comprensione e dunque di diagnosi dei processi in corso. E soprattutto sparisce da questo programma di governo il tema della pandemia, cancellato, e dunque le previsioni che vi sono contenute, a mio giudizio, sono assolutamente inattendibili, quando invece lo sappiamo tutti che il Covid sarà purtroppo la lente attraverso cui noi saremo chiamati a guardare tutti i fenomeni e tutti gli eventi dei prossimi mesi e dei prossimi anni. A tal proposito non posso che ringraziare il Presidente per la sintesi che ci ha fatto di ciò che è avvenuto in questa regione in riferimento alla pandemia, una sintesi che ha sfiorato in alcuni punti toni addirittura agiografici, ma che è sempre utile per capire come siamo arrivati qua. E non si può non notare che forse proprio ripercorrendo ciò che è accaduto nei mesi scorsi dobbiamo ammettere che qualcosa ci è sfuggito di mano. E io credo che il problema più grosso sia stato che non abbiamo imparato in quei mesi duri quanto sia invece importante tracciare i positivi e che la regola che la prevenzione e quindi il tracciamento dei positivi è la migliore cura doveva essere l'argomento, l'orientamento che ci dovevamo dare nei mesi da luglio in poi. E il racconto che ci ha fatto Presidente conferma le preoccupazioni che rimangono su questo tema, perché vede, nessuno di noi, neanche nessuno di noi chiude la cartellina rispetto all'emergenza della pandemia. Abbiamo noi come Partito Democratico chiesto infatti la discussione in quest'Aula, sebbene non ci sfuggano le diverse responsabilità a cui siamo chiamati. Però vogliamo farle sapere che chiediamo la costituzione di un flusso costante di informazioni che in modo trasparente coinvolga quotidianamente anche il Consiglio regionale sull'evoluzione della pandemia, perché se davvero ci deve essere un impegno per evitare che la curva si impenni, le chiediamo di venirci a spiegare qual è il modello che si vuole seguire per evitare questo fenomeno, perché se davvero esclude il lockdown le vorremmo chiedere sulla base di cosa afferma con una certa certezza questa dichiarazione, perché io credo che l'aumento dei contagi sia pericoloso per la salute e per l'economia tanto quanto il lockdown, e tutti siamo richiamati alla responsabilità di lavorare per evitarlo. E poi vede, a proposito di parole di verità, io credo che oggi, dopo che ci siamo già passati e nel momento in cui ci apprestiamo a rientrare nella fase acuta, è giusto applaudire le cose che sono andate bene, ma è anche giusto provare a mettere le mani avanti rispetto a ciò che bene non è andato, in maniera laica e auspico anche con una reciproca disponibilità all'ascolto. E allora le chiedo, Presidente, di costruire insieme a noi una narrazione pubblica veritiera e rassicurante su ciò che sta accadendo in Veneto. Vi chiedo di costruire insieme a noi una pianificazione degli interventi non solo di natura ospedaliera ma anche di natura sanitaria e sociale. E le chiedo anche, Presidente, di ripensare l'impostazione ideologica della legge 19 su azienda zero, in particolar modo il riferimento alla centralizzazione della filiera delle decisioni, perché mi sono convinta durante questa pandemia che il territorio sarà il protagonista della fase di contrasto al Covid e noi al territorio dobbiamo tornare
a fornire gli strumenti necessari. E allora, per tutte queste ragioni, io credo che l'unico servizio possibile che possiamo dare al Veneto, noi consiglieri di questa legislatura, è offrire una proposta concreta, reale, che corrisponda alla verità e alla realtà nella quale siamo immersi, e ragionare quindi su interventi strutturali che abbandonino la retorica dannosa del Rinascimento veneto e che provino a misurarsi con le difficoltà che abbiamo davanti. E allora, siccome lo sappiamo tutti, signor Presidente, che non sarà purtroppo la legislatura delle Olimpiadi e del Prosecco, ma sarà la legislatura del Covid, della crisi economica, proprio per questa e con questa consapevolezza voi dovete dirci oggi chiaramente che Veneto vi immaginate immerso in questo dramma globale. Approfitto dunque della sua disponibilità, Presidente, a rispondere a delle domande e le farò alcune domande. La prima è la domanda che viene spontanea leggendo questo documento, perché io non ho avuto una risposta chiara. Le chiedo quale idea di sviluppo ha per questa regione. Le difficoltà del nostro sistema produttivo pagano il conto del fallimento di un sistema ereditato nel secolo scorso e dimostrano che oggi serve una nuova idea di sviluppo che renda più robusto, più competitivo, più dinamico e, aggiungo, più equo il nostro sistema economico, perché lo spostamento progressivo del valore dal lavoro al capitale in questi decenni ha prodotto disuguaglianze che ormai sono insostenibili. Il consigliere Lorenzoni ha offerto un paradigma di sviluppo, quello orientato alla sostenibilità. Attendiamo di capire qual è la proposta di questa nuova giunta. E poi la seconda domanda che le rivolgo, signor Presidente, quali investimenti intendete mettere in campo? Perché è evidente che nella straordinarietà della fase che ci apprestiamo a vivere ci sarà una carenza particolare degli investimenti di natura privata, perché le imprese in difficoltà avranno meno risorse da immettere in campo. E allora a questa difficoltà del privato deve, oggi più che mai, corrispondere uno sforzo importante del pubblico con un rilancio vero degli investimenti. Allora le chiedo in quale direzione intende orientare questi investimenti. Cosa servirà al Veneto del 2030? Perché non ci saranno risorse per tutto, lo stiamo già vedendo, e allora bisognerà concentrare energie e denaro in alcune direzioni specifiche e la complessità dell'oggi, signor Presidente, non può essere affrontata con la programmazione di 10 anni fa, semplicemente riconfermata come se nulla fosse successo. Terza domanda che le rivolgo, signor Presidente. Il terziario, il turismo, sono i comparti maggiormente colpiti non solo dal lockdown, ma più in generale in questo tempo dell'incertezza, della paura, della restrizione della mobilità della persona. Il turismo, ma anche l'accoglienza, la ristorazione, l'intrattenimento necessitano di interventi straordinari e coraggiosi, altro che influencer. E la destagionalizzazione con i turisti che non ci sono non serve a niente. E quindi chiedo quali risposte strutturali ad una crisi che investe uno dei comparti economici più importanti della nostra regione. E io glielo dico, Presidente, non condivido l'idea di accorpare la delega al turismo a quella dell'agricoltura. Non perché mi sfugga la connessione tra l'agroalimentare e il turismo, ma se noi pensiamo che il turismo è un settore strategico, per il turismo serve un'idea di politica industriale. E allora perché non assegnare quella delega a chi già si occupa di organizzare, Assessore Marcato, sono sicura che lavorerebbe con la stessa impegno dell'assessore Caner nel caso, perché non assegnare la delega ad un impianto di natura di progettazione industriale? E infine c'è il tema più delicato, Presidente, mi avvio alla conclusione, perché questa pandemia non ha messo e non sta mettendo sotto stress solo la struttura economica e sanitaria. Questa pandemia mina le fondamenta, le relazioni sociali e le relazioni delle comunità, perché lo sappiamo, la recessione economica diventa terreno fertile per la nascita di nuove povertà. Già oggi un Veneto su 5 è a rischio di esclusione sociale.
Già oggi cresce pesantemente l'incidenza dei nuovi poveri anche nella nostra regione e lo sappiamo già chi pagherà il conto di questa crisi drammatica. L'hanno già citato le colleghe, quella che abbiamo davanti sarà una recessione al femminile. La pandemia colpisce i servizi, settore in cui prevale l'occupazione femminile, che infatti già sta calando drammaticamente. E la precarietà del lavoro e delle donne sta già producendo conseguenze e i carichi di lavoro a casa accresciuti durante il Covid continuano a non essere suddivisi in maniera equa. Ecco, io penso che su questo tema o la politica interviene rapidamente oppure la situazione è destinata ad aggravarsi. E quindi le chiedo, Presidente, quali interventi siete in grado di mettere in campo per contrastare questa tendenza che continua a spingere le donne progressivamente ai margini di questa società? Ecco, signor Presidente, in sintesi io credo che queste siano le sfide che avremo davanti in questa legislatura e io penso che questo Consiglio regionale meriti da lei e dalla sua Giunta delle risposte adeguate. Quale modello di sviluppo? Quali interventi pubblici strategici intendete mettere in campo da qua ai prossimi anni? Quale futuro per il turismo della prima regione italiana per arrivi e presenze turistiche? Quali proposte concrete per contrastare i cambiamenti climatici e per finalmente evitare che la fragilità strutturale di questa regione diventi un dramma quotidiano e costante per tante famiglie e tante imprese? Ho come l'impressione che la passeggiata con la maglietta della Protezione Civile il giorno dopo l'alluvione non funzionerà più. I veneti meritano una risposta più efficace e noi possiamo impegnarci per questo. E infine la grande questione delle diseguaglianze. A queste domande io credo voi dobbiate rispondere oggi in Consiglio e nei prossimi mesi con la vostra attività legislativa. Questa volta, signor Presidente, membri della Giunta, io credo che non vi basteranno le soluzioni ordinarie che avete messo in campo negli ultimi 10 anni. Non ci si potrà più limitare ad assecondare l'operosità, la buona volontà, la capacità dei veneti di girarsi indietro le mani. È grande il consenso che avete raccolto nelle urne solo poche settimane fa, a mio giudizio in parte anche immeritato, ma non potrà essere utilizzato, signor Presidente, in questa occasione per fare quello che volete. Semmai proprio il contrario. Io credo che dovrete usare quel grandissimo consenso per sentirvi pienamente addosso la responsabilità, la grande responsabilità di dover dare ai veneti le risposte a queste e a tante altre domande. Non vi mancherà mai la nostra collaborazione per il Veneto e per i veneti, a condizione che non rinunciate mai, che rinunciate presto, anzi all'ordinaria amministrazione e decidiate finalmente di portare il Veneto nel futuro. Grazie Presidente.